I due grandi atenei sardi sono gioielli della Sardegna, mai come ora sono in grado di fare insieme ecosistema della crescita, come si è detto ieri a più riprese e come si dirà certamente oggi da parte del magnifico rettore Mariotti. Qui si cresce, qui si studia, qui si ricerca, qui si forma, esattamente come a Cagliari, con altre modalità, perché naturalmente ciascun ateneo ha le sue specificità. Dove invece bisogna fare squadra per giocare la stessa partita è per portare Einstein Telescope a Sossenatos, alla miniera di Sossenatos, a Lula in Barbagia. Ieri sono stata a visitare la miniera e mi sono convinta ancora di più, e questo dirò al governo, che è il luogo ideale, perfetto, sia sotto il profilo logistico, diciamo del vantaggio dei luoghi, sia sotto il profilo della ricerca scientifica che già noi abbiamo avviato in quel comparto attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto di Astrofisica, stanno già lavorando per il progetto Einstein Telescope, noi siamo già avanti. Pensate che noi in 3 mesi abbiamo fatto un'accelerazione pazzesca, non per vantarci, il dato è oggettivo. Da quando questo governo è nato e si è insediato abbiamo saputo che Einstein Telescope aveva preso una direzione un po' residuale, un po' rinunciataria. Siamo partiti, abbiamo sensibilizzato la comunità scientifica nazionale attraverso il presidente del nostro comitato tecnico scientifico che noi abbiamo costituito in questi 3 mesi, stiamo sensibilizzando la comunità europea e internazionale perché anche e soprattutto loro ci devono aiutare, perché noi vogliamo creare un hub della fisica fondamentale, dell'astrofisica e della cosmologia che porterà per la Sardegna, per l'Italia e per l'Europa grandissimi vantaggi anche sotto profilo industriale. Tanto lavoro, tanti tecnici, tanti scienziati, tanta metallurgia, tanta meccanica di precisione, tanta fotonica, tanta ottica, tanta intelligenza artificiale, potrei continuare all'infinito. Qui abbiamo lo studio e l'applicazione pratica, quindi la Sardegna, ecco, Lula può diventare un grande luogo della scienza.